Buonasera dal Pala del Mauro di Avellino, terza giornata Serie A New Energy. Si affrontano la Sandro Abate, Five Soccer e la Fortitudo Pomezia. Ex tecnico Angelini che torna al Pala del Mauro dopo delle stagioni vissute qui in Irpinia. Sandro Abate che è chiamata al riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro Ecositi al debutto qui al Del Mauro e poi quella nel derby di Sala Consilina in remonta. Non c'è ancora il capitano Abate squalificato, tanti giovani, non c'è Osema, anche egli espulso a Sala Consilina, dunque altra formazione rimaneggiata per gli irpini che si schierano con Vitiello, Parisi, Genovese, Casalino, Lavrendi, Galletto, Ghi, Kenji, Di Luccio, Giannatasio, Moab, Henry. Però ci arriva adesso proprio un'ultima ora, non c'è Casalino, c'è Castaldo. Molitierno, uno degli ex Gattarelli, Fionchetti, Mentasti, Cutrupi, Bueno, Raubo, Cutrignelli, Matteus, Tiaghigno, Lopez e Dudu per Pomezia di Angelini, maglia bianco e verde per gli irpini, maglia gialla invece per i laziali che sono arrivati qui in Irpinia seguiti da tantissimi tifosi. Suona l'inno della Serie A, stretta di mano tra Ghi e Molitierno che ha conquistato in Irpinia la Serie A 5 stagioni fa. C'è una discreta cornice di pubblico al Pala del Mauro, partita che sta dunque per iniziare, circa 300 gli spettatori tra addetti ai lavori e semplici tifosi. Foto di rito adesso in mezzo al campo, affidate a Franco Luciano, speaker Gennaro Saveriano, alla console Luca Frisetti. Dunque anche il Made in Irpinia a bordo campo. Debutto casalingo per Moabs dopo la squalifica l'anno scorso a Pesaro, ha debuttato già a Sala Consilina ma non aveva mai giocato al Del Mauro. Vediamo un po' Sala Consilina se verrà appunto riscattato il KO degli irpini, mentre si sta giocando anche Roma Benevento, sono sul 2-1. Questa terza giornata della Serie A New Energy, Serie A davvero diventata un lusso adesso, davvero un campionato ricco di top player, quello italiano. La Roma sempre in vantaggio 2-1 sul Benevento. La Roma con l'eventuale vittoria salirebbe a 9 punti in classifica, resta a 0 Benevento, però che sta giocando un buon campionato, la squadra sannita neopromossa in Serie A. Mentre Pomezia ha una vittoria e una sconfitta, 5 gol fatti e 5 subiti. Sandro Abate deve provare però a svoltare se vuole dare un senso alla stagione dopo le 2 sconfitte consecutive, bruciante quella di Sala Consilina. Ci sta invece con l'Ecositi Genzano. La regia della divisione di futsal TV è sempre impeccabile. C'è Nino Baldi scatenato, sempre tra i migliori. Pomezia, Molitierno, Matteus, Cutrignelli, Cutrupi e Lopez. Sandra Abate risponde con Parisi, Galletto, Henry e Kenji. Quindi Henry preferito a Di Luccio. È iniziata la partita al Del Mauro. Lopez sul pallone, il pressing subito di Henry, ex Dalia Management. Palla a Cutrupi, dentro subito per Lopez. Che boa, ragazzi, Lopez. Che armadio, numero 9 di Angelini, che già a braccia concerte assiste al match. Galletto, Kenji, il re dei social, Henry. Vedete la rabbia di Angelini, palla dentro a cercare Henry per Ghi, qui forse c'era fallo, anzi no, Kenji, Galletto, Ghi, Henry, giovanissimo Henry, palla ancora Ghi,
Parte Ghi. Galletto. Palla a Ghi. Lopez lo va a controllare, appoggia però dietro a Thierry. Poi Galletto, ancora Thierry Henry, prova forse 1 contro 1, no, fermato. Galletto ha provato l'imbucata, però non è riuscita. Palla ancora Galletto. Kenji. Kenji va da Ghi. Il pressing di Matteus. Ruba palla Pomezia. Cutrupi. Matteus. Palla dentro a cercare Lopez. Ancora Cutrupi. Pomezia adesso gira palla. La scuola di Angelini. Cutrupi. Lopez va via. Galletto. Lopez prova il destro. Parisi in angolo, primo intervento della partita per Parisi su Lopez. È una boa Lopez. Palla dentro Lopez, il sinistro. Palla a lato, 18 minuti e 4 secondi da giocare, 0-0 al Del Mauro tra Sandro Abate e Pomezia. Fuori Galletto, dentro Lavrendi, anche per lui debutto casalingo. E dunque siamo in diretta su la divisione calcio a 5 Serie A di futsal. Sandro Abate Avellino ospita Pomezia, non è Genzano, già è venuto. Kenji di origine coreane, poi però passaporto brasiliano. Ancora palla a Cutrignelli che prova il destro, ma la sfera già è out, quindi Lavrendi può rimettere in gioco per i Lupi Irpini. 0-0 a 17 minuti e 45 da giocare. Kenji. Palla dentro, c'è fallo qui di Lopez, se ne avvede il direttore di gara Pezzuto di Lecce. Il secondo arbitro è Francesco Sgueglia di Finale Emilia, il cronometrista è Emilio Romano della sezione di Nola. Mentre saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo sui social. Quindi calcio franco per la Sandro Abate, maglia bianco con strisce orizzontali verdi, per gli Irpini gialla invece la maglia dei Pomezia. Lavrendi. Palla a Kenji, va via molto bene Kenji, poi danza sul pallone, ancora Lavrendi. Thierry Henry, giovanissima Sandro Abate, no look però sbagliato, riparte qui Pomezia con Raubo. Cutrignelli, lungolinea, molto bravo qui, è fortunato, numero 16 Cutrupi, sfera però che termina al lato. Dunque Parisi, già un intervento per lui. Ghi, il Toro, poi Kenji. Perde palla Kenji, ancora Lavrendi, buona personalità per i giovani Lupi. Thierry Henry, ancora Kenji. C'è fallo qui, c'è fallo di Cutrignelli, già il secondo per Pomezia. Angelini perplesso in panchina, passaggio nervoso, pronto a entrare Di Luccio per Sandro Abate, uscirà con molta probabilità Thierry Henry, però sul pallone Ghi. Grazie intanto ad Alfredo Di Niola che ci segue. Ghi prova la botta, palla fuori. Alfredo Di Niola, un tifoso dei Lupi del futsal di Giuliano in Campania. Palla dentro a Cutrupi. Ancora Cutrupi. Palla dentro a cercare Cutrignelli, la palla giunge all'ex di turno Molitierno che fa ripartire subito Cutrupi. 16:34 da giocare, sempre 0-0 al Del Mauro. Ancora Cutrupi, attacca col sinistro, prova anche un
un tiro a giro, la palla però termina abbondantemente alla destra di Parisi, si resta sullo 0-0, però adesso Pomezia prova a fare la partita, prova a sfruttare l'esperienza contro la gioventù irpina. 0 punti per la Sandro Abate, 2 sconfitte su 2 partite, 3 invece per Pomezia, con una vittoria e un KO. Ancora Di Luccio, palla dentro a cercare chi, però fermato, controllato bene da Cutrupi, poi prova Galletto l'imbucata, qui bravo Lavrendi in diagonale a salvare tutto. Pronti a entrare Bueno e Dudu per Pomezia, fuori Cutrignelli e Cutrupi. Roster con rotazioni lunghe, quello laziale rispetto a quello irpino, che è pieno zeppo di giovani. Pronto Moabs invece per Avellino e Di Luccio. Palla dentro Cutrupi, anzi Matteus, poi rimessa per Pomezia, Piero Basile cerca di dare una scossa, fuori Ghi, dentro Di Luccio, prende il riferimento però offensivo adesso la Sandro Abate con l'uscita di Ghi. Palla dentro Pomezia, prova a scaricare il sinistro, Parisi c'è in angolo, ci ha provato Bueno, Parisi dice di no. Poi ancora Pomezia con Matteus, anche dall'Abruzzo, da Pescara ci seguono in live. Siamo contenti. Palla dentro a cercare Bueno, poi Moabs ci mette la gamba, lui che è un classe 2004, marocchino, l'anno scorso a Pesaro. Adesso Pomezia che fa decisamente la partita, la Sandro Abate attende e prova a giocare di rimessa. Di Luccio ci mette il corpo, poi recupera palla Avellino per un mezzo secondo, la palla però è per Pomezia, da solo Pomezia fuori, si divora il gol dell'1-0, la squadra in maglia gialla con Tiaghigno. Davvero siete tanti in live per questa partita. Quest'anno c'è una partnership con il canale YouTube della divisione. Qui Avellino prova la giocata di rimessa con le mani, mette in angolo Tiaghigno, anzi rimessa laterale, la Sandro Abate prova una timida fiammata davanti a circa 250-300 spettatori qui al Del Mauro, che hanno approfittato anche della giornata di festa per assistere qui alla partita. Si festeggia oggi la giornata degli Ognissanti. C'è Kenji pronto a ricevere il pallone dopo il blocco, è proprio lui, Kenji carica il sinistro, schiacciato, c'è forse un tocco di mano di Bueno non rilevato dalla terna arbitrale, quindi si resta sullo 0-0, però adesso prova a venire un po' fuori la Sandro Abate, ancora Kenji sul sinistro, lui danza sul pallone, va via Kenji, poi la mette in mezzo, Moliterno in angolo, non trattiene la sfera. E dunque prima fiammata anche per i lupi irpini quando mancano 15 minuti e 11 secondi alla fine del primo tempo. 2-0 la situazione falli per Pomezia. Palla dentro ancora per Kenji, veloce sbagliata, Bueno, riparte la squadra ospite, poi perde l'attimo però la squadra ospite, però adesso riparte con tutta l'esperienza e la qualità di questo mondo, con Bueno. Tiaghigno, top player assoluto. Poi caricato il destro, smorzato Dudu. E dentro di nuovo Lopez. Ludgero Lopez, ragazzi, un armadio. Anche tante tifose che ci seguono. Il blocco di Lopez intanto non so se è tanto regolare, ancora Moliterno che prova adesso una sciabolata per Lopez, che stop di Lopez, la palla resta lì però è uscita, bravo Thierry a tenere Lopez, duello però fisicamente impari tra i due. Siamo sullo 0-0, Moab, palla dentro, cercare Henry, era buona l'imbucata questa, peccato, riparte subito Pomezia con Bueno. È un monologo in maglia gialla questo, Tiaghigno. Ringraziamo tanto gli uffici stampa della società con Gigi Armetto per la Sandro Abate che ci
fornisce sempre le cartelline stampa ideali per un telecronista. Thierry Di Luccio, potrebbe entrare un altro giovane in casa Sandro Abate. Tanto Moab viene controllato a vista da Bueno, Molitiero lascia sfilare, sempre 0-0 per adesso, è Pomezia che fa la partita, qui va a franare Galletto addosso a Dudu, non c'è fallo. Rispondo a Sebastiano che ci chiede della Feldi Eboli, con chi è impegnata la capolista. Adesso guardiamo la cartolina stampa. La Feldi Eboli impegnata con i campioni d'Italia di Catania, dall'ex Avellino Varillo. E poi invece per il quarto appuntamento la Feldi ospita Manfredonia, neopromossa. La Feldi Eboli però giocherà domani sera a Catania. Palla dentro, ancora per Thierry. Molitierno si esalta, Galletto schiaccia il destro. Primi sprazzi anche per la Sandro Abate finalmente. Moab, Angelini si sguaia in panchina, Moab va via, poi perde brutta palla. C'è Tiaghigno, la palla dentro per Lopez, spreca tutto Pomezia. Saluto anche Chicco e live, Sabrina, Conci, Alfredo, tanti i tifosi che ci stanno seguendo. Palla dentro, anche Felice Faia, tifoso storico della Sandro Abate. Palla dentro per Lopez, ciao anche a Maura. Abbiamo anche il tifoso della Meta Catania, Sebastiano, quindi domani big match Catania Eboli. Tanto ci ha provato anche Cutrignelli, ormai un assedio dei ragazzi in maglia gialla. Dentro di nuovo il Toro Ghi, fuori Galletto. 13-17 da giocare, ecco qui Ghi, forse subisce fallo, anzi no. Poi è uscito anche Kenji, un po' di riposo anche per Kenji. Thierry mette la palla fuori perché non sa a chi darla, ha ragione. Sandro Abate, Pomezia al Pala del Mauro. Lopez, palla dentro, schiacciata troppo però da Tiaghigno. 12:56, un'infinità per questo primo tempo. Poi il calcio a 5 non regala attimi di pausa. Thierry Ghi. Tanto volevo fare anche un encomio, un saluto ai familiari di Gino Corrado, talent scout di 86 anni scomparso a Mercogliano, uno che ha scoperto Nando De Napoli, Vullo, Gilvoria, Riccio, Pecchia, calciatori che poi hanno fatto una carriera straordinaria. Dunque se ne va uno dei talent scout più importanti d'Italia, Gino Corrado. Palla a Moab, Thierry, ancora Moab, la grinta dei giovani contro la forza e l'esperienza di Pomezia. Dentro anche Giannattasio, lui che di Solofra, tutti gli applausi sono per lui, ha sfilato il gol con l'Eco City. Calcio a 5, Serie A. Al Del Mauro, palla dentro a Ghi, tallonato però molto bene da Matteus, poi Lopez che va a fare il difensore, va da Molitierno che non può prendere con le mani, poi la spazza Angelini, ha bloccato questo pallone con due mani, davvero tanta roba. Io ringrazio tutti coloro che stanno seguendo la diretta. 12:11 da giocare, ancora Giannattasio, adesso anzi Thierry, palla dentro, però non c'è movimento senza palla degli Irpini contro una squadra davvero forte, quella di Pomezia. Palla dentro, Kenji è tornato in campo, Kenji, Giannattasio, Kenji, la butta Kenji, Matteus prova a venire fuori Matteus, Ghi lo tallona, palla fuori, c'è poca, fuori Lopez, dentro Raubo, Michael Raubo per Pomezia. C'è molta intensità per quanto riguarda gli Irpini, però c'è poca qualità rispetto a Pomezia. La palla persa di Ghi testimonia il fatto che la squadra irpina
avrà da soffrire quest'anno per strappare la salvezza. Credo che ci sia un primo time out dell'incontro proprio richiesto dagli irpini al termine di questa azione. Palla dentro, che Basile vuole parlarci un po' su quando mancano 11 minuti e 45 secondi dal termine del primo tempo. Vediamo, palla ancora dentro Matteus, la palla è fuori, c'è time out sullo 0-0, 11:42 da giocare, richiesto dalla Sandro Abate, che sta soffrendo adesso Pomezia, anche se qualche tentativo c'è stato degli irpini di impensierire Moliterno, che è stato bravo in 2 occasioni, però troppo poco, una squadra troppo giovane quella irpina. Anche da panoramica dello stadio, del Palazzetto dello Sport, tantissimi tifosi per questo venerdì di Ognissanti. E poi è bello quando ci sono le persone che ci seguono sui social in live. (11:42 da giocare), si torna in campo. Mentre suona anche Anna Mena al Palasport. Non c'è grande tifo, a dire il vero, però tanti tifosi che sono comunque venuti nel Palasport irpino. Vediamo adesso Sandro Abate che prova a fare qualcosina. Palla a Henry, Kenji, anche la squalifica di Josema, pesa e come getta la sfera Kenji, si arrabbia Basile, c'è davvero tanta difficoltà. Sandro Abate che ha allestito sempre squadre importanti quest'anno, progetto giovane, progetto green, Kutrupi, Parisi dice di no. Terzo intervento già importante per Parisi, si soffre al Del Mauro. Palla dentro, Cutrignelli, Kutrupi, Tiaghigno, ancora Matteus, Parisi la tiene lì, però come si suol dire, dai, e poi il gol lo fai. Adesso Alio deve provare proprio un'impresa anche questa sera. Thierry, terzo fallo di Pomezia, molto bravo Thierry su Tiaghigno a prendere fallo, poi esce anche Thierry dentro Lavrendi, ex Roma. Lavrendi ha giocato con Roma, c'è anche Castaldo, Genovese in panchina, Di Luccio, Galletto. Ecco qui Lavrendi prova ad andare via, Lavrendi fermato molto bene da Cutrignelli, poi Matteus, Parisi salva, Parisi sta salvando la Sandro Abate. Matteus, grande sgroppata sulla destra, schema pugno per Angelini. Minuto 10:51 da giocare, ancora Cutrignelli prova un tiro stop non perfetto, la palla termina sul fondo e siamo sempre sullo 0-0, ma c'è più Pomezia in campo. Adesso Lavrendi, Sandro Abate che prova la giocata dal punto di vista individuale dei giovani, la folata, palla dentro però Lavrendi, può attaccare Lavrendi, poi va da Kenji, ignora Ghi, ancora Kenji, Ghi, ancora Kenji, c'è Giannattasio, ignorato, Giannattasio, Kenji, ancora palla Ghi, il Toro, Ghi, prova il destro, angolo, la Sandro Abate però prova a fare qualcosina. Le luci artificiali del Palla del Mauro rendono tutto più luminoso. Palla ancora verso Kenji, però troppo debole Giannattasio, perde palla Giannattasio, si invola Kutrupi, Parisi c'è e poi Kenji non la butta via la Sandro, palla dentro, ancora Ghi, volevano forse un rigore i giocatori di Pomezia. Matteus,
Giannattasio, pallone perso sanguinoso, ancora Matteus, Tiaghigno, Cutrignelli, palla dentro, un po' di fortuna qui per Pomezia, poi Parisi riesce a bloccare, però palla persa sanguinosissima di Giannattasio. Ghi si trascina la sfera fuori, Ghi. Avellino riesce poco però a impensierire la squadra ospite. Fuori Cutrignelli, dentro Dudu. Anche Kinder il soprannome di Bueno, Kinder Bueno in campo, numero 11. Ancora Bueno, va via sulla destra, fermato molto bene da Lavrendi, pronto a entrare di Luccio per la Sandro Abate. Dudu sul pallone, ancora angolo per Pomezia che sta facendo la partita. Poi angolo, Matteus ha provato un destro sul primo palo, la deviazione decisiva di Ghi, ancora corner per i capitolini. Pomezia è una delle residenze vicino alla capitale. Kenji va via con un flip flop, poi Ghi, palo! Il palo della Sandro Abate che fiammata, anzi è corner, l'ha toccata Politirno. La vado a rivedere al replay grazie alla regia di Nino Baldi. Poi una giocata fortunosa qui di Kenji, ha provato il destro Ghi, bravissimo Politirno a dire di no. Beh, che occasione. Sandro Abate, progetto giovane, quest'anno ridimensionato. Poi Ghi, Politirno c'è. Adesso però la Sandro Abate finalmente ha messo paura a Pomezia con Ghi, il toro, 0-0. Doppio intervento di Politirno che ha salvato i capitolini. Poi Kenji, pressing su Bueno, rimessa dal fondo per i ragazzi di maglia gialla, dentro anche Galletto, Lavrendi, Ghi e Kenji a completare lo starting 5 con Parisi, De Luccio sul cubo dei cambi. Sandro Abate che negli anni ha disputato sempre campionati importanti, sempre nei playoff scudetto. Quest'anno però il patron Massimo insieme a Melillo hanno deciso un po' di ridimensionare il tutto, valorizzando i giovani, perché la Serie del futsal sta diventando comunque un campionato dispendioso anche dal punto di vista economico, perché ci sono tante squadre pronte a giocarsi lo scudetto, anche i costi gestionali sono diventati altissimi. Palla dentro, ecco qui a Galletto, Galletto, che peccato qui, poteva gestirla meglio. Sandro Abate per adesso sta approfittando degli errori di frenesia di Pomezia. 8:44 da giocare. Ghi il migliore in campo, è quello che può provare a dare la scossa in casa biancoverde. Adesso riceve palla, anzi no, sbaglia Pomezia, riparte in contropiede con Dudu. Bravo però Lavrendi a stoppare il pallone. Kenji qui perde brutta palla, forse doveva commettere fallo per spezzare un contropiede di Pomezia. Sì, però organizza la Sandro Abate. Ghi, Galletto, ancora Kenji prova il destro, Kenji voleva forse la rimessa, non la tiene. Brava Pomezia a ripartire con Bueno, però resta a terra un giocatore, si rialza adesso, forse deve asciugarsi il parquet. Adesso Pomezia, 8 minuti e 10 da giocare. Matteus pronto a entrare anche in partita, numero 5, maglia gialla, dovrebbe essere Mentasti, è proprio lui, però in distinto abbiamo come numero 18 invece il numero 5 Mentasti. Ancora la squadra ospite che prova con Dudu, adesso Dudu in aria, Galletto copre in diagonale e poi riparte la Sandro Abate. Galletto però è solo, adesso 1 contro 1 Dudu con Ghi, Parisi chiude lo specchio e Ghi concede solo una touche alla Fortitudo, però la Fortitudo quando attacca fa paura e come, ragazzi, fa davvero paura. Palla dentro a cercare Cutrignelli, scudo di Ghi, dentro Tiaghigno, fuori Cutrupi. Non riusciamo ad imbastire una manovra, come si dice, costruttiva. Pomezia ha qualità da vendere. Avellino prova con i suoi giovani a tenere testa ai quotati laziali, però
qui perde troppo tempo a Pomezia, poi Parisi esce e serve sulla corsa Moabs. Moab, palla di Luccio, va da Ghi, prova il destro Ghi, angolo, anzi ripresa laterale, bravo Mentasti a dire di no. Sandro Abate però in contropiede può spaventare Pomezia, perché Pomezia è una squadra molto lenta nel rientrare in difesa, però in attacco poi ha una qualità che non si discute con Tiaghigno e Dudu Bueno. Sandro Abate troppo sbilanciata, Moab prova il destro, calcio d'angolo. Mentre Basile chiede a Ghi di fare qualche blocco in aria. 7:22 da giocare, siamo sempre sullo 0-0, amici del futsal e anche dei social che ci seguite. Ancora Moab, schiacciata, Moliterno c'è sulla testa di Di Luccio. Buon tentativo dell'ex Pesaro, poi Moab qui, la rimessa è di Pomezia, anzi no, di Avellino. Ciao ragazzi, e quindi sempre 0-0. Galletto, palla di Luccio, Moab, però è snaturato lì Galletto lì in difesa, il suo ruolo. Ancora Galletto, si fanno rifiatare un po' Kenji, palla lunga per Ghi. Saluto Alfredo che ci segue. Tiaghigno contro Moab, lo ubriaca Tiaghigno, va via Moab, poi invece Galletto senza fronzoli, puntata in tribuna. 6:45 da giocare, sempre 0-0 al De Mauro. Saluto anche Goffredo dalle Marche che ci segue. Palla dentro, ancora Pomezia, Ghin, rimessa laterale, c'è da soffrire in casa Sandro, però qualche giocatina l'ha fatta la scuola di Basile, qualche offensiva l'ha proposta. Palla dentro, cercare numero 10 che si corna col sinistro, Tiaghigno, palla alta, Moabs, palla Galletto, Ghi, non aggancia Ghi il Toro, rimessa dal fondo per gli uomini maglia gialla, Moliterno, dentro Matteus, fuori Dudu, Tiaghigno, ancora Matteus, Cutrupi, palla ancora Matteus, anzi è Mentasti, Tiaghigno, qui c'è fallo di Moabs, in ritardo il marocchino, primo fallo per Sandro Abate, 3 invece per la Fortitudo. Dentro Castaldo per la Sandro Abate, fuori Ghi, però Castaldo lì è un duello impari con Mentasti, però Matteus perde palla. Cutrupi, si arrabbia Angelini con Cutrupi perché non c'è il pallone, qui Galletto sfiora il gol, incredibile, dal nulla. Galletto, lancio di Parisi, lo sto rivedendo al replay, di testa Galletto ci ha creduto Moliterno, però era sulla traiettoria, però buona questa occasione per i lupi del futsal. Moab va a fare un po' di pressing adesso in difesa, serve un po' anche questo per Avellino per uscire un po' fuori dalla manovra tignosa di Pomezia, una manovra avvolgente quella dei ragazzi in maglia gialla di Cutrupi. Adesso Angelini prova adesso a farsi sentire, non c'è fallo qui, Moabs può ripartire, Moabs perde palla qui, Mentasti 2 contro 2, Mentasti prova la puntata, bravo Castaldo in ripiegamento, pronto a entrare di nuovo Kenji. Siamo sempre sullo 0-0, palla a Tiaghigno, si va ancora da Pomezia,
5-11 da giocare, sempre 0-0. Ancora Tiaghigno, palla dentro per Mentasti che non aggancia, quindi rimessa laterale per la squadra irpina, che ha provato a suonare un po' la scorsa a questa partita, però senza riuscirci. Castaldo, giovanissimo anche lui, palla di luce imbucata per Moab, prova il sinistro al volo, l'idea è giusta, però la qualità un po' meno. È rimessa dal fondo dentro Tiaghigno e Cutrignelli per Pomezia, fuori Mentasti e Dodù. Ancora Cutrupi, lui che ha giocato anche in nazionale, palla Matteus, Tiaghigno, palla dentro, ancora Matteus, Tiaghigno, buona questa manovra di Pomezia questa volta. Tiaghigno, palla dentro, cercare Cutrupi, poi Cutrignelli, qui testa a testa con Di Luccio, occhio, prova il blocco Matteus e poi scarica il destro alto sopra la traversa, dietro Kenji, ragazzo di origini coreane, influencer, seguitelo tutti, Kenji, Kenji, Kenji. Occhio a Thierry che stop, poi era buona anche l'imbucata per Kenji che non ci ha creduto, che peccato. (4:23 da giocare, sempre 0-0 al Pala del Mauro. Matteus, però è un forcing della Fortitudo, Pomezia. Palla dentro, che stop qui di Cutrupi, si gira, poi Parisi blocca la sfera. Kenji, poteva servire Di Luccio e Lungolina, non lo fa, va da Thierry Henry, va via Thierry Henry, cross, calcio d'angolo credo, però Thierry Henry molto bravo, giocatore interessantissimo Thierry Henry, era andato via a Cutrupi con la sua velocità, numero 77. Palla dentro, era buona per Kenji che non ci ha creduto neanche questa volta. Si resta sullo 0-0. Moliterno, Bueno, la palla è uscita lì, anzi no, ancora Pomezia, bella la giocata per Dodù, anzi per Bueno che ha scaricato troppo il destro, qui Pomezia sfiora il gol del vantaggio, ci resta sullo 0-0. Quindi graziata la Sandro Abate, palla a Ghi, Matteus però lo arpiona, però è troppo solo lì Ghi è troppo solo lì in avanti, 3:32 da giocare, troppo solo il Toro. Palla verso Ghi, bravo Matteus, fisico, duello tra giganti, palla dentro, per Ghi, Moliterno c'è, Kenji 1-0 per la Sandro Abate, ha segnato Kenji. Abate con il numero 13, Kenji 1-0. Lo time out per la Fortitudo Pomezia. Anche Samuele ci segue, il vantaggio della Sandro Abate a 3:22 da giocare nel primo tempo, vantaggio un po' a sorpresa degli irpini perché la partita la sta facendo sicuramente Pomezia, però un batti e ribatti ha portato Kenji a porta vuota a depositare in rete la sfera con il sinistro, mentre suona anche Gala, Freed from Desire al palazzetto, anni 90, dance
per scaldare un po' i cuori dei 300 del Pala del Mauro. 1-0 Sandro Abate, gol di Kenji. Adesso Matteus, vediamo la risposta di Pomezia. Il destro di Matteus, subito Parisi in angolo. Ancora Pomezia, Bueno, Matteus adesso prova subito a scaricare la sua rabbia, la squadra della Fortitudo di Angelini. Siamo sull'1-0 a 3, 12 da giocare, calcio a 5, quando la palla esce fuori si stoppa il cronometro, quindi palla dentro, occhio qui, ma Parisi la tiene. Kenji, palla per Ghi, irraggiungibile per il Toro, quindi palla a Molitirno, il capitano della Fortitudo, che fa subito viaggiare Matteus. Bueno, errore in uscita di Pomezia e Kenji ha trafitto la squadra laziale, un po' a sorpresa. Ancora Matteus, mamma che roster c'ha Pomezia. Ancora Matteus, palla dentro, si gira in un fazzoletto Matteus, poi Ghi lo contiene, Thierry. Kenji che trova anche il primo gol interno. Kenji, bravo qui Lavrendi a prendersi il fallo, è il quarto di Pomezia. C'è anche giallo per Cutrignelli. Quarto fallo per la Fortitudo su Lavrendi, sono molto bravo a prendersi questo fallo. Molto rispetto in campo, molto fair play, a dire il vero. Galletto, Kenji, Ghi, Galletto, palla dentro, cercare Ghi, Molitino deve uscire, prova addirittura una conclusione a rete. Ciao anche a Rita che ci segue. Palla dentro per Ghi. Matteus lo ferma, non c'è fallo. Poi Kenji, palla dentro a Lavrendi. Lavrendi, bravo ad andare via. Ciao Natalia, ad andare via. E poi però non ha trovato lo spazio per la conclusione. Che peccato qui, però subito dall'altra parte Bueno, mette il corpo Galletto. Però è calcio d'angolo. 1:44 da giocare. Che giocata di Lavrendi che aveva fatto su Matteus, che proprio adesso lui calcia. Parisi la vede all'ultimo e ci mette il piede. Pronto a entrare anche Fiaghigno adesso di nuovo per Pomezia. Incredibile. Aveva fatto una bellissima cosa lì Lavrendi. Dentro ancora anche Lopez, adesso tutte artiglieria pesante per Pomezia. Intanto Ghi, testa bassa per Ghi, prova il destro, Molitirno in angolo, ma Ghi ha una dinamite nel piede comunque. Deve asciugarsi il parquet, Pezzuto chiama un po'. Gli addetti al campo ad asciugare il parquet. Uno a 32 da giocare, un'infinità questo primo tempo, durato oltre a mezz'ora. Che De Luccio asciuga il parquet. Gli applausi anche del pubblico. Anche questo è il bello del futsal, ragazzino che va ad asciugare il parquet aiutato dai giocatori in campo, dai suoi beniamini. Applausi per lui, tutti per lui. Palla dentro a cercare Kenji Di Luccio. Anche se c'è da dire,
che a palla del Mauro non è che faccia proprio così caldo, eh. Galletto, Ghi la deve buttare, fa bene questa volta Ghi. 1:21 da giocare. Palla a Dudu. Ancora Dudu. Kenji. Palla a Lopez. Duello impari fisicamente con Galletto. Ancora Tiaghigno. Palla dentro. Ancora Matteus. Palla ancora verso Tiaghigno. Lopez. Qui forse c'è fallo di Galletto. Non secondo Pezzuto. Ci poteva stare qui l'infrazione a 53 secondi dalla fine del primo tempo. Poi al termine della prima frazione anche una pausa per noi. Parisi. Palla lunga a cercare Kenji, irraggiungibile per il coreano brasiliano. Quindi Dudu. Palla lui, il numero 30 di Pomezia, prova gli ultimi assalti del primo tempo. Ancora Tiaghigno. Palla dentro per Lopez. Lopez si gira molto bene. Lo tiene Thierry in qualche maniera però. Palla dentro. Matteus. Dudu. Lopez contro Thierry, lo spinge Lopez di mestiere. Poi Galletto poteva gestirla meglio qui. Pomezia ancora attacca. Qui c'è fallo di Galletto su Matteus che resta a terra. De Lucio, qualcosa da dire a Tiaghigno. C'è fallo però qui di Galletto su Matteus. C'era tutta l'infrazione a 19 secondi al termine del primo tempo. Siamo sempre sull'1-0 per la Sandro Abate. 4 falli per Pomezia, 2 per Lupi Irpin. Si asciuga il parquet, ancora De Lucio protagonista. Tiaghigno fischia l'arbitro. Tiaghigno schema con Dudu. Palla dentro a Matteus, la tiene Parisi. Palla a De Lucio. Prova a tenere lì De Lucio, molto bravo De Lucio. A 6 secondi dalla fine. Che stop di Lucio. Primo tempo che sta andando in archivio con il vantaggio Irpino per l'1-0 contro la Fortuna Pomezia. Sulla carta non c'è partita, però il cuore di Avellino sta vincendo sulla forza di Pomezia. Palla dentro, qui però giocata male. Adesso prova la touche Moletir. Però si accende una specie di rissa capannello davanti a Parisi. Adesso però anche Moletir non va a far da passiere. Primo tempo infinito a Palla del Mauro.
un secondo alla fine del primo tempo. Lopez ha provato il sinistro, termina al lato, 1-0 per la Sandro Abate. Ci risentiamo per i secondi 20 minuti di gioco, piccolo break anche per noi, a dopo.
Sta per partire la seconda frazione del Mauro tra Sandro Abate e Pomezia. Partiti. Kenji. Subito Pomezia in attacco. Adesso Lino è chiamato a difendere il vantaggio. Dudu. Subito la squadra di Angelini che sta facendo adesso forcing dall'inizio. Palla a Raubo. O Raubo. Dudu. Palla dentro, ancora Raubo, il destro. Anzi, Matteus, Galletto ci mette le gambe, Molitirno, Lungolino ha sbagliato, però Lavrendi sbaglia lo stop e quindi Pomezia può calciare, palla al lato. Lavrendi sbaglia uno stop sanguinoso. Stava concedendo una grande occasione adesso agli ospiti. Galletto, Kenji. Ghi, oggi capita. Kenji, palla dentro, era buona questa, però c'è fallo su Galletto che resta a terra. Sandro Abate. Pomezia, Kenji. Stop non perfetto, c'è Dudu. Poi Matteus, si salva qui Avellino. Porta palla Kenji, Kenji, sinistro, schiacciato. Anche Marco Criscitiello qui in tribuna, storico collaboratore della Sandro Abate. Palla a Dudu. Dudu va via Lavrendi. Dudu poi si appoggia in qualche modo a Cutrupi. Ancora Dudu. Dudu il destro. Palla al lato. Era rimasto immobile Parisi. Si soffre già dopo 2 minuti. Fuori Galletto, dentro Thiarriari. Saluto Laura dalla Sardegna. E anche Anna da Castellammare. Palla dentro a cercare Ghi. Stop del Toro. Rimessa però per Pomezia che subito parte in forcing. Dudu. Palla dentro. Ancora Cutrupi qui. Tocco di mano evidente di Cutrupi. E secondo fallo già per Pomezia dopo 2 minuti e 10 della ripresa. Siamo sempre sull'1-0. Poi bravo qui Kenji, la rimessa è per Avellino, però rischia qualcosa il brasiliano, però di origini coreane, che ha portato in vantaggio i lupi. Ancora Kenji. Palla per Thiarriari, perde la brutta palla. Occhio Parisi, ci mette una pezza su Dudu, però Thiarriari perde qui una palla clamorosa. È solo un grande Parisi, dice di no a Pomezia. Chiede scusa al pubblico poi Thiarriari, però una giocata da non fare. Adesso i bambini danno il pallone a Dudu. Però Thiarriari qui ha commesso una leggerezza clamorosa. Cutrupi lo schiaccia, Parisi vola e mette in angolo. Incredibile. 17-28 da giocare nella ripresa. Sandro Abate 1, Pomezia 0. Saluto anche Francesco. Palla dentro, Parisi se la trova lì. È un forcing già di Pomezia. Già 3 interventi miracolosi di Parisi. Ancora Ghi. Kenji. Che pressing di Pomezia. La qualità per il maggiore. Ghi. La deve buttare Ghi, lo fa. Soffre adesso la Sandro.
incredibile. Ancora Pomezia, che forcing ragazzi. Palla a Raubo. Kenji superato, c'è fallo di Kenji. È giusto su Mikel Raubo. Dudu sul pallone, 16:53 da giocare. Palla Dudu, lo schema, occhio Pomezia, Parisi salva e poi chi sui cartelloni pubblicitari. Terza giornata Serie A New Energy al Del Mauro. Dudu, Pomezia sbaglia la giocata. Triplo cambio per la Sandro, super slot per Basile, fuori Henry, dentro Galletto. Poi pronti a entrare anche De Luccio e Moabs per i biancoverdi. Palla per Ghi prova a mettersi in proprio Ghi, bravo però Galletto ad aiutarlo, poi prova il sinistro Galletto, palla sul fondo, prima fiammata della Sandro Abate quando mancano 16:30 da giocare. Matteus superata a metà campo, Dudu, palla dentro, sbagliata però, può respirare un po' la Sandro Abate perché è un forcing asfissiante quello della Fortitudo. Mentre Laura dalla Sardegna scatenata sui social, palla Dudu, angolo. E adesso è un forcing ragazzi della Fortitudo. Palla dentro, ancora Pomezia in attacco, ancora Dudu, Kenji, anzi Ghi ci mette il corpo però è una sofferenza atroce, anzi era Galletto. Lavrendi, Kenji, Di Luccio, Parisi, roster comunque gracilino sotto il punto di vista fisico per i lupi. Blocco su Matteus, palla dentro, Lavrendi prova adesso a fare qualcosa, poi Galletto, torna anche Alfredo da Giuliano. Sandro Abate 1, Pomezia 0, ha segnato Kenji al 16° minuto del primo tempo. Qui prova un'altra giocata però Moabs, troppe giocate pericolose degli Irpini. Kenji poi commette fallo, anzi no, ancora Pomezia, riparte dentro con Matteus, può scaricare il destro, non lo fa, ancora Cutrupi, blocco su Cutrupi, palla alta. Pomezia ha avuto già 4 chance in questo secondo tempo, si arrabbia Galletto, fuori Kenji, dentro Castaldo, lui che ha giocato a calcio a 11 con la SPAL, perde palla Castaldo, tanto scatenati davvero i fan sui social network. Palla a Cutrupi, il sinistro, Galletto ci mette il corpo, poi Molitirno, però è un assedio adesso di Pomezia, è un assedio verso la porta di Parisi. Palla ancora che non è uscita, la rimessa è di Avellino, però è un assedio quello della Fortitudo. Ragazzi in maglia gialla, c'è da soffrire ragazzi, 14:57 da giocare, una vita al Del Mauro. Palla verso Di Luccio, però Parisi sbaglia tutto questa volta. Serve comunque in attacco Ghi, serve qualcuno che tiene la palla adesso per i lupi. Castaldo perde qui il duello con Dudu, Parisi
Gli dice no, si arrabbia Basile, però è troppo inesperta la Sandro Abate rispetto a Pomezia. Ancora Dudu, si va da Cutrignelli, palla ancora a Dudu, Dudu il destro angolo, però Parisi sta spronando i suoi, non ce la faccio più quasi a dire. Ancora Cutrignelli, qui c'è bisogno di time out però per la Sandro, perché adesso Pomezia fa paura. (14:29 da giocare). Ancora Pomezia, adesso perde però palla la squadra di Angelini. Sandro Abate che quest'anno ha l'obiettivo di una salvezza, però ci sono tanti giovani che stanno valorizzando l'Irpino. Parisi prova il lancio lungo a cercare Moab, la mette bene giù Moab, l'ex Pesaro, poi Moab va da Galletto, non può andare da Parisi, poi ancora Moab, subisce fallo, è il terzo di Pomezia. 14:08 da giocare, terzo fallo per Pomezia, uno per la Sandro Abate. Moabs è stato molto bravo a prendersi questo fallo sulla linea di fondo. Galletto, palla Moab che forse commette fallo questa volta, anzi no, la rimessa è di Pomezia, anzi no, di Avellino, era di Pomezia per onore di cronaca, anzi ha sbagliato l'arbitro, ha sbagliato infatti. Tanto anche scioglilingua sui social, pericolosissimi. Vamos Ombre sugli spalti. Di Luccio, adesso la Sandro Abate prova un po' a tenere lontana dalla porta di Parisi Pomezia. Matteus, Cutrupi, palla a Cutrignelli, Mentasti, Galletto, perde palla Galletto, poi la recupera, non so con quale fortuna, poi Ghi, ancora Galletto, saluto anche Nicola, Parisi, palla per Ghi, subisce forse fallo, anzi no, Molitirno, pressing di Luccio, Moabs, doppio passo di Moab, Moab, c'è calcio d'angolo. E qui serve un vamos ombre per caricarci, vediamo se arriva. 13 minuti da giocare, 0-1, pronto a rientrare Thierry Henry. Deve asciugarsi, mi sa, il parquet. Si va adesso. 3 falli già Pomezia. Anche Mentasti aiuta un po' il dirigente Vinicio Comella, la Sandro Abate, ad asciugare il parquet. Ghi la schiaccia male. Occhio qui, l'1 contro 1 di Pomezia. Pomezia, c'è fallo di Moabs e anche giallo per lui. Forse fallo sulla corsa. A mio avviso non c'era questo fallo, però resta a terra un giocatore di Pomezia.
lo vado a rivedere. Anche perché Moab si è sbattuto. Resta a terra. E un Vamos Sombre che arriva. Resta a terra un giocatore di Pomezia, però. (12,53 da giocare). 2 falli per la Sandro Abate, 3 per Pomezia. Non era d'accordo Moabs sul fallo commesso, anche giallo per lui. Arrivano anche i ragni al Del Mauro. Adesso Basile a colloquio con Moabs. Alfredo Di Niola, Lupo Di Giuliano sta soffrendo insieme a noi. Ancora Pomezia adesso, palla Dudu, Parisi col piede a negare il pareggio. C'è anche un giallo qui per Giannattasio, incredibile, dalla panchina. Anche Ludovica da Napoli ci segue. Altra Lupa Chiotta, partenopea. Ancora Pomezia, però deve riprendersi a giocare. Siamo in diretta dal Pala del Mauro di Avellino. Sandro Abate, fortunato Pomezia. Palla dentro, Matteus. Attacca adesso Galletto, Curignelli, Mentasti, la rimessa ancora di Pomezia. 12,42 da giocare. Si soffre in Irpinia. Palla dentro, si va da Moliterno, Mentasti si allarga, il pressing di Ghi su Moliterno, la Sandro Abate non riesce ora a rubare palla, poi va via molto bene Tiaghigno a Di Luccio, poi Galletto, non c'è fallo qui di Di Luccio, ancora Tiaghigno, che giocata Tiaghigno, poteva dare dietro da Mentasti, corre a vuoto Di Luccio, Dudu, adesso Pomezia però gioca molto bene, ancora Tiaghigno, attacca Galletto, Ghi in qualche maniera, poi il Toro va via, va da Di Luccio, ancora Ghi, può scaricare il sinistro, palla di poco al lato, peccato, prima fiammata da Sandro Abate dopo quasi 8 minuti del secondo tempo con Ghi. Ancora adesso Tiaghigno, siamo già dall'altra parte, palla per Dudu, troppo lunga, può controllare Parisi, fa viaggiare Moabs, ammonito qualche istante fa Moabs, va da Thierry, Ghi, vuole il fallo Ghi, Di Luccio la butta verso Moab, bravo adesso Mentasti, però adesso 1 contro 1 Di Luccio, palla a Dudu, Parisi da testa, da terra, poi contropiede di Ghi sul destro, dinamite Ghi fuori, che match, occasione a raffica da una parte e dall'altra, fuori Ghi, dentro Lavrendi, anzi Galletto, fuori Di Luccio, dentro Kenji, si deve asciugare il parquet però perché è bagnato. Tanto ci si diverte sui social mentre siamo in diretta, mentre asciuga con la maglia il parquet Cutrugnelli, un grande, davvero un grande.
11:17 da giocare. Palla dentro verso Cutrignelli. Ancora Cutrignelli. Si va da Dudu. Palla dentro. Ancora Tiaghigno. Kenji spaccata. Calcio d'angolo, poi cade male, forse con un braccio. Kenji si tocca. Resta a terra Kenji. Speriamo non sia nulla di grave per lui. Kenji si rialza, si asciuga ancora il parquet. 11:01 da giocare. Stasera è infinita la partita. Davvero infinita. 21:50 al Pala del Mauro. Palla dentro, Kenji la lascia sfilare. Rimessa per i lupi. Galletto, Kenji, palla per Moab. Moab, c'è fallo di Moab su Tiaghigno, c'era questo. Terzo fallo anche per i lupi adesso. Sprecano il doppio vantaggio sui falli adesso i lupi irpini, 3-3. Siamo 3 pari. Adesso Tiaghigno punta Lavrendi, Matteus deve giocare sulla freschezza la Sandro Abate contro l'esperienza di Pomezia. Dudu, Moab, la palla è fuori. Palla verso Matteus. Tanto ammoniti la partita sono Cutrignelli, Moabs e Gianattaso dalla panchina. Palla dentro, Galletto, anticipo, poi Kenji, Moabs, lunghe leve per lui, Moabs, Parisi, palla per Kenji, palla per Lavrendi, era buona la giocata. Molitirno, va via metà secondo tempo, adesso Dudu. Che si gioca sui social. Moab, palla di Avelì. Palla Matteus. Kenji non lo tiene. Poi Lavrendi va da Molitirno. Ancora Matteus. Palla dentro Galletto, Lavrendi, un po' fortunato qui. Poi prova il numero, Lavrendi, rimessa per Avelì. Kenji, ancora Kenji, palla verso Thierry, fermato. Molitirno, va la sfera da Parisi, 8:53 da giocare. Kenji, adesso Lino soffre, Bueno. Ancora Bueno, Dudu, palla dentro, non aggancia, Raubo, dentro di Luccio, fuori Galletto, stanchissimo. Tanto la provincia di Nuoro scatenata sui social. Di Luccio. Palla a Kenji, qui c'era fallo
non chiamato. La rimessa è per Pomezia. Si soffre sugli spalti del Mauro, silenzio dei 300 accorsi qui per la Sandro Abate, anche da Pomezia tanti tifosi. Si va ancora da Cutrupi che perde palla, 8 e 10, 8 e 11 da giocare, si soffre ragazzi. Al Del Mauro. Palla verso Lavrenti che perde palla, perde anche però Pomezia, un po' di confusione in campo, pronto a entrare il Toro Ghi. Lavrenti, Parisi, lo deve buttarla, lo fa. Palla da Ri che ha giocato un ottimo primo tempo, invece male la ripresa fino a questo momento per lui. Cutrupi, Mentasti, Raubo, Mentasti. Non ha giocato Gattarelli, l'ex della partita, come Angelini è un altro ex della partita. Puri Kenji, dentro Moabs, anzi dentro Ghi. Thierry, Di Luccio, Lavrendi, Ghi. Un roster giovanissimo della Sandro Abate quest'anno. Palla per Lavrendi, la palla dentro traversa di Thierry Henry. Sfortunata la Sandro Abate, che peccato. Resta a terra Molitirno. Sfortunata qui la Sandro Abate. Traversa. La vado a rivedere, se possibile, la grande regia di Nino Baldi. 7 e 13 a giocare. Traversa di Thierry con Molitirno a terra. Che peccato. Si festeggia oggi la giornata di Ognissanti, 1° novembre, non si festeggia invece sul campo perché si gioca. Sette e 13 da giocare, 21 e 57. Domani invece si festeggiano i defunti. Saluto anche a Marianna Ferro. Resta a terra Molitirno, non si gioca. Darsi che c'è un cambio per Pomezia. Vediamo. Secondo portiere dovrebbe essere Fionchetti. Gioco fermo per soccorrere Molitirno. Applausi per lui. Però si rialza Molitirno. Però deve lasciare il campo momentaneamente ad Alessio Gattarelli. Sì, Gattarelli. Penso che però potrebbe rientrare in campo Molitirno. Giovane Gattarelli in campo. Parisi. Moab. Tanta grinta per Moab. A dire il vero. Gattarelli si tocca ancora il capo. Molitirno. Vediamo se può rientrare. Va a sedersi un attimo però. Ex di turno Molitirno. Ancora Pomezia. Ghi prova a contrastare.
Matteus, poi si va da Bueno, Kutrupi, palla dentro Matteus, il destro, palla in tribuna, ancora forcing di Pomezia. Si soffre Del Mauro, ancora Bueno, traversa, la spacca la traversa qui Bueno, che botta, la sto rivedendo, traversa di Bueno. Parisi, adesso però prova Pomezia, il forcing arrembante, Matteus, Moab, il break di Moab, prova a fare tutto da solo, però non c'è fallo. Adesso 4 contro 2 per Pomezia, Moab servito da Parisi e si divora il 2-0 Moab, se lo divora Moab. Applauso per il pubblico. Poteva fare meglio qui Moab. Poi ancora lui, Moab. Poi Di Lucio non lo segue e Pomezia prova adesso a attaccare. Thierry ci mette una pezza, rimessa laterale, applausi per la Sandro Abate, 5:50 da giocare. Saluti anche da Trastevere. Qui Di Lucio prova la grande giocata. Time out richiesto dalla Fortuna Pomezia. Portiere di movimento adesso per Pomezia. A 5:44 da termine, dopo il time out. Non ci sono i pannelli fotovoltaici allo stadio, ci chiedono al palazzetto. Mentre suona Sesso e Samba, la hit di Tony F e Gaia, hit dell'estate al Pala del Mauro. (5:44 da giocare). Adesso prova il portiere di movimento, la Fortitudo. Gattarelli, palla dentro, cercare Matteus, aveva trovato una giocata bellissima qui Gattarelli, incredibile. Palla verso Ghi. Ecco il portiere di movimento con Dudu. Palla per Pomezia, Matteus, tutta rintanata da Sandro Abate. Matteus, ancora lui, blocco di Matteus, la palla dentro, spreca qui Raubo. Però ha trovato una grande giocata qui la Fortitudo col portiere di movimento. Palla verso Ghi, fermato. 5:17 da giocare. Tantissimo.
Qui Tiaghigno salva un po', regala un corner alla Sandro Abate. Galletto sul pallone. Palla dentro a giocare Kenji, bravo Tiaghigno. Palla dentro a giocare Ghi, ancora Bueno, ci mette la testa. Palla per Ghi, Di Lucio si accontenta del corner. Il silenzio del padre del Mauro ad accompagnare questo forcing di Pomezia. Palla a Ghi, Parisi, palla dentro, cercare Kenji, un aggancia brasiliano. Tanto sono tanti gli amici che ci seguono sui social e che scherzano. Kenji, Kenji, supera il portiere, Kenji! Kenji 2-0. Ancora lui, con il numero 13, Si gioca. Dudu, portiere di movimento per Pomezia. Kenji, doppietta per lui. Matteus, i fischi di paura del Mauro. Dudu, alto. (4:23 da giocare). Kenji, doppietta per il brasiliano di origini coreane, l'influencer della Serie A. Vale a cercare Ghi, poi bravo Gattarelli ad uscire dentro Dudu, ancora portiere in movimento per Pomezia, 4:10 e 12 da giocare. Ancora Matteus, palla a Dudu, c'è ancora la squadra laziale in attacco con Matteus, prova il destro, però c'è un blocco su Parisi qui, forse regolare, un secondo pezzuto di Lecce, e palla ancora a Dudu. Palla a Dudu sulla fascia, ancora Dudu, palla a Matteus, Bueno, palla a Raubo, ancora Matteus, Bueno, provano il blocco, Dudu, buona giocazione di palla per Pomezia, ancora Dudu, palla dentro, palla ancora a Matteus, bucata molto bella su Dudu, ancora Matteus, Dudu, la palla dentro, il tiro, il palo, poi Parisi dice di no, poi prova anche una conclusione Parisi, bravo Dudu a bloccare e poi riparte subito Pomezia, ancora Matteus, Dudu, servito adesso, è tutto solo qui Raubo, occhio a Dudu, il blocco, Pomezia gioca bene col portiere di movimento, poi la palla dentro e c'è il gol di Thierry Henry dalla porta, Thierry Henry, 3-0. Ha giocato Thierry Henry un grande primo tempo, una ripresa così così, adesso trova il 3-0. Ancora Pomezia, portiere di movimento con Dudu, 2:48 da giocare.
Matteus, subito ancora Parisi, a dire di no. Palla dentro, ancora Matteus, subito Pomezia, Dudu, ancora Bueno è solo qui, traversa di Pomezia, poi la palla resta lì, Matteus, Parisi dice di no, la palla resta lì, Thierry Henry, è un 3 contro 1, Thierry Henry, perde palla, incredibile, si divora il gol, la Sandro Abate del poker, in contropiede, che peccato, traversa di Pomezia, errore clamoroso della Sandro Abate. Sandro Abate 3, Pomezia 0, time out per la squadra di Parisi, di Basile. Parisi carica il pubblico. Due 11, ho detto che servivamo sombre a queste lupi. Anche le ragnatele tolte da Parisi in porta. Fino a questo momento stanno caricando il bianco-verde. Mentre suonano anche i Colors a Del Mar. Adesso rimessa in favore di Avellino e poi subito portiere del movimento per Pomezia. Saluto anche Martina che ci segue. Il merito comunque la prendi. La carica social che ci danno gli amici che ci seguono da casa. Parisi. Prova anche il destro Parisi, però Velle Italio, associativo. Il pressing di Galletto, cerca di tenere lontano la Sandro Abate, Pomezia, c'è fallo qui di chi? Anche giallo per lui, sembra un po' esagerato questo giallo per chi. Siamo in diretta dal Pala del Mauro. 1:53 alla fine della partita, 22 e 11, anzi 12 minuti adesso. Quarto fallo per la Sandro Abate, 3 invece per Pomezia, che attacca ancora col portiere in movimento con Dudu. Ancora Dudu, palla dentro, Matteus, Dudu, gioca molto bene, Pomezia, Dudu, Di ci mette il piede, gioca molto bene Pomezia col portiere in movimento, ha creato tantissime chance, 2 ligni, anche colpiti dalla Fortitudo. Poi ancora scioglilingua Del Mauro sui social, i commenti. Ancora Bueno, angolo, 1:23 da giocare. Dudu, palla Matteus, ancora silenzio per palla del Mauro, perde palla Parisi, serve Di Luccio, poi sbaglia tutto, Pomezia può ripartire con Matteus, Galletto superato, il tiro, Parisi la prende in qualche maniera, che parata di Parisi. Poi chi perde palla, Bueno si coordina fuori, 55 secondi da giocare, scioglilingua che divertono, però avevo detto che servivamo sombre per chiuderla, 55 secondi, poi Parisi davvero ha tolto tutte le ragnatele, tutti i ragni a Del Mauro. Kenji perde palla ancora, Matteus, si gioca, ancora Matteus, Bueno, puntata, Parisi c'è, Parisi poi prova anche a concludere a rete, però palla lontana, grande Alfredo Dignola, grande tifoso della Sandro Abate che ci segue. Il merito fino ad adesso di questa vittoria, anche la sua.
che ha spinto dai social la Sandro Abate. Palla dentro ancora, Sandro Abate, fuori. E quindi un grazie anche agli amici social, soprattutto da Alfredo a Laura, che ci hanno seguito. Alfredo Di Nola ha fatto la differenza con i suoi commenti, con la sua gioia. Quindi 9 secondi 8, la Sandro Abate va a vincere, va a esorcizzare questo campionato 3-0, un po' a sorpresa contro una squadra forte come la Fortitudo Pomezia. Doppietta di Kenji, poi Thierry Henry hanno chiuso il punteggio. Adesso Parisi va a spazzare, Matteus tira di forza, la Sandro Abate batte 3-0 la Fortitudo Pomezia e sblocca il suo campionato 3-0. I lupi del futsal sono rinati. Alfonso Marrazzo è tutto, a risentirci per la prossima gara interna della Sandro Abate.